due parole, no? Prima facciamo la foto. Aspetta con le foto che raccontiamo. Io lo mangio. Oh, brava Vera. Allora, io adesso mostravo il mio amico qua perché prossimamente collaborerà con noi, con l'azienda di presentazione. Un applauso per la combricola. Era Maretti 1, l'arresto di Mauro Marin, che siamo finiti su tutti i giornali. Allora quella volta là mi hanno fatto un finto arresto, dopo loro sono andati da Barbara D'Urso perché hanno sventato una rapina. E il nostro Giuliano Bozzato, io voglio che prima o poi ci canti una canzone. Dobbiamo tornare a cantare una canzone assieme. Dopo, se abbiamo quel tempo, io vagabondo, io e te. Allora intanto io vi lascio mangiare. Giuliano, continua tu che ho la fame. Non sono nulla da continuare, anzi volevo ringraziare. Allora, se siamo qui con questa nuova avventura del fosforo, io lo chiamo così, le ultime lettere di Jacopo Ortis, è anche merito degli sponsor. Io questa sera ho uno sponsor che ci ha dato una mano, perché voi sapete che quest'anno con la scusa del coronavirus la regione non dà fondi a chi fa cinematografia. Però Enrico Paroniti, che è qui, grazie Enrico, i piedi, grazie. È il proprietario della Edil Complast. Quindi la Edil Complast è un'azienda che fa tutta questa strutture, supporti plastica per livellamento, platee antisismiche, eccetera, eccetera. Quindi la storia è raccontata su due banner. Uno è qui e l'altro mi pare che è da qualche altra parte, l'hanno messo di là. Dov'è? Di là, dall'altra parte di là. Quindi c'è tutto la storia di questo nostro grande sponsor, amico, che non è la prima volta che ci sponsorizza. L'ho sponsorizzato anche il mistero di Tommaso D'Amato e meritevole di un grande applauso, Enrico! Intanto è una serata fantastica, sono veramente felice di partecipare a questa serata e oggi, come ho capito, abbiamo inaugurato il mio rientro in una grande famiglia. Buonasera a tutti, siamo qui in questa stupenda cornice, è una serata di casting con amici e personaggi dello spettacolo. Abbiamo qui la Vera Tuschina che ha accettato di svolgere un ruolo insieme al nostro prossimo mediometraggio che sarà Vera storia di due amanti infelici, tratto dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. Io sono molto felice, sono molto orgoglioso, anzi sono molto veramente onorato di poter lavorare a fianco a questa donna che ha segnato comunque nella TV, e quindi io mi sento veramente felice di tutto questo. Appunto mia mamma, quindi e poi qui con me uno dei miei migliori amici con il quale sono cresciuto, abbiamo affrontato insieme l'Accademia Artisti Milano che ci ha appunto formato per questa occasione. Mi chiamo Vadim, sono il migliore amico di nostro Jacopo, anch'io sono molto onorato di fare questa nuova esperienza e comunque spero di lavorare anche con Giuliano. Io sono Lorenzo, migliore amico di Jacopo. Buonasera a tutti, siamo molto contenti di questo ritrovo di stasera perché ci siamo trovati tutti con anche Mauro Marin, la Vera Tuschina, ma soprattutto il Veneto Film. Adesso siamo riuniti e siamo sempre più forti, sempre più sicuri, sempre più convinti ogni anno. Il prodotto sarà sempre